Sindaco e giunta alzano le barricate perché l'Arsenale rimanga al comune. Appello al Parlamento e domenica manifestazione di protesta. Salgono 8.000 i finti poveri nel Veneto scoperti dai finanzieri per aver ottenuto l'esenzione del ticket sanitario senza meritarlo. 26esimo anno accademico per l'Università del Tempo Libero di Mestre, studenti del linguistico in cattedra. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Il Comune alza le barricate in difesa dell'Arsenale. Il cantiere navale della Repubblica Serenissima era tornato nelle mani del Comune dopo 2 secoli e ora una leggina inserita a sorpresa nell'agenda digitale rischia di far saltare il progetto di recupero. Orsoni oggi ha lanciato un appello ai parlamentari e non intende fermarsi qui. Giunta schierata al completo davanti ai giornalisti con il sindaco di Venezia in testa contro la leggina inserita in tutta fretta nell'agenda digitale per scippare 1/3 dell'Arsenale, la parte più redditizia al comune di Venezia. Il sindaco, reduce da una settimana intensa di contatti con Roma, si è dichiarato amareggiato, ha annunciato che darà battaglia su questo provvedimento, ha lanciato un appello a tutti i parlamentari che comprendano l'errore, che attende ancora la firma del Presidente della Repubblica per poi arrivare alle Camere. Siamo assolutamente determinati a sollecitare la politica a prendersi carico di questo problema, un problema che evidentemente a livello dei tecnici non è stato sufficientemente valutato e apprezzato. Credo che in questo caso in particolare la politica debba riprendere in mano le redini della questione. L'attacco è agli interessi privati. L'Arsenale, ha aggiunto Orsoni, deve tornare alla città perché è il suo simbolo e ha bisogno di essere recuperato. Il trasferimento dell'Arsenale alla città non è fine a se stesso, cioè non è una rivendicazione proprietaria e basta, ma è all'interno di un progetto di recupero. Il primo cittadino di Venezia ha poi attaccato il viceministro Ciaccia, accusandolo di non aver mantenuto la promessa, secondo cui sarebbero stati inviati in settembre 50 milioni di euro per la manutenzione della città. I finanziamenti deliberati ancora l'altro anno dal Comitatone non sono arrivati, nonostante assicurazioni date da un viceministro. E questo mette in grave crisi la manutenzione e la sopravvivenza stessa della città. Infine ha messo in discussione il modello organizzativo delle concessioni con cui di fatto pezzi importanti di Venezia come il porto, l'aeroporto e l'Arsenale sono nelle mani di gruppi privati, i cui interessi non sempre coincidono con quelli del comune. Venezia Terminal Passeggeri si oppone ad esempio al trasferimento delle grandi navi a Marghera, ha continuato il sindaco. Il comune vorrebbe creare un accesso da Tessera alla città d'acqua, ma la SAVE che gestisce l'aeroporto si oppone. E ora l'Arsenale, destinato ai cantieri per la manutenzione del Mose, assegnato ad un altro concessionario. Il modello alternativo è quello di ritornare alla gestione diretta dell'amministrazione in questi ambiti, che non comporta necessariamente che sia il Comune come ente a cui vengono attribuite queste funzioni, possono essere anche organi dello Stato, ma l'importante è che vi possa essere un dialogo diretto fra istituzioni, non condizionato, non deviato dall'inserimento pur legittimo di altri interessi. La città si stringe attorno alla giunta comunale in difesa dell'Arsenale e le associazioni cittadine invitano i veneziani a manifestare domenica davanti all'ex cantiere navale. Vogliamo ribadire che l'Arsenale è della città, vogliamo difendere il nostro comune che ha preso le parti della difesa dell'Arsenale e quindi ne stiamo difendendo la legittimità. E a tutti diamo appuntamento domenica mattina in campo Arsenale con le barche o a piedi. Sono tutte le associazioni cittadine che si occupano di problemi della città e che si occupano di Arsenale che in questo caso sono a fianco al sindaco e alla giunta, è quasi un caso storico che tutti siano insieme, perché l'Arsenale è un simbolo per Venezia, non può essere scippato alla città e quindi tutti quanti lo vogliamo per i veneziani. Sono 30 anni di discussione che con un codicillo in calce a una norma che non c'entra niente ci viene scippato alla città e è il simbolo della riscossa dopo 2 secoli in cui l'Arsenale non è più dei veneziani,
deve tornare alla città e lì ci saremo veramente tutti. Le barche, il telefonino, le mail, i messaggi sono scottanti perché non c'è nessuno che ha detto di no e tutti si vogliono schierare su questa cosa, che è una battaglia dei veneziani, della loro città, il simbolo della loro storia e della loro rinascita economica. Domenica 14 alle 11:30, chi c'è, saremo tutti quanti là, sarà una manifestazione della città per la sua riscossa meravigliosa. E intanto i centri sociali hanno già organizzato una protesta in difesa dell'Arsenale stamane, poco dopo le 13 nella sede del Magistrato alle Acque. Una cinquantina di attivisti del laboratorio Morione del Rivolta hanno occupato gli uffici ed esposto dai balconi del Magistrato davanti a Rialto uno striscione con la scritta "Giù le mani dall'Arsenale, giù le mani dalla città", annunciando proteste per tutti i 60 giorni che restano per l'approvazione definitiva del decreto. Ed è stata una giornata di proteste anche per altri argomenti, quella di oggi a Venezia, proteste anche davanti alla Fincantieri a Marghera, dove una delegazione di 15 operai ha distribuito volantini per difendere il posto di lavoro dei loro colleghi della società Eurocoibenti. Sono in cassa integrazione straordinaria da un po' di tempo e rischiano il posto dopo 10 anni di lavoro, perché la società ha perso un appalto che si è aggiudicata un'altra azienda, la Isolfin Romagnola, con un'offerta al ribasso. E ancora a Venezia oggi è stata teatro di un'altra protesta, quella degli studenti della rete, studenti medi, erano circa 300, hanno sfilato da Piazzale Roma fino a Rialto. I cortei più nutriti sono stati visti a Padova e a Vicenza, dove si sono mobilitati circa 1000 studenti. Ben 600 a Treviso, 400 a Belluno e 300 a Verona e a Venezia. La protesta è stata decisa per chiedere immediati interventi nell'edilizia scolastica e una legge nazionale sul diritto allo studio. Inoltre a Venezia si sono aggregate al corteo le delegazioni territoriali venete, CGIL, del personale per protestare contro il blocco degli stipendi da 5 anni. Domani sarà la volta dell'Unione degli Universitari che in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico di Ca' Foscari organizzeranno le Olimpiadi dello studente consapevole, una protesta ludica e goliardica per protestare contro le tasse troppo alte, lo scarso numero di appelli, il calendario accademico sempre più risicato e le americanate, le chiamano così, che a Ca' Foscari, accusano gli studenti, trovano sempre spazio. Insomma, c'è molto malcontento, molto malumore in giro. E ora passiamo con la cronaca nera. Sono saliti a oltre 8.000 i furbetti che hanno chiesto l'esenzione del ticket sanitario nel Veneto dal 2009 al 2010. I controlli dei finanzieri cominciati in luglio avevano già individuato 2.000 falsi poveri. In pochi mesi sono stati scoperti altri e i controlli non sono ancora finiti, quindi ci saranno ancora altre sorprese nei prossimi mesi sicuramente. Salgono a quasi 8.400 gli assistiti veneti che hanno chiesto l'esenzione del ticket sanitario pur non avendone diritto, ossia il 6,31% del totale degli esenti. L'offensiva contro i finti poveri messa in atto dal luglio scorso dalla Guardia di Finanza del Veneto sta dando i suoi frutti, ma non si è ancora conclusa. Fino a luglio i controlli avevano lambito 5 ASL, tra cui nel veneziano anche quella di Milano, dove erano stati scoperti 536 approfittatori. Da allora i finanzieri non si sono fermati, sono andati a spulciare i conti di Belluno, Feltre, Treviso, Padova, Monselice, Rovigo, Bussolengo e degli ospedali di Padova e Verona, aziende che tutte assieme contano un bacino di 2.200.000 assistiti. Il monitoraggio è stato avviato dal Comando regionale delle Fiamme Gialle in collaborazione con la Regione Veneto, che ha aperto gli archivi delle ASL ai finanzieri, mostrando le autocertificazioni prodotte nei loro bacini dal 2009 al 2010. Il malcostume già profilatosi in luglio è stato largamente confermato dai dati di oggi e ora si attendono gli esiti dei controlli che dovrebbero riguardare le ASL rimanenti. E ancora finanzieri in azione. La sentenza della Corte di Cassazione ha concluso l'operazione Aria Nuova condotta dalla Guardia di Finanza e che ha portato alla condanna di 2 funzionari del settore edilizia della provincia di Venezia. La Cassazione ha respinto i ricorsi dei 2 funzionari decretati corrotti e i finanzieri hanno potuto sequestrare i loro immobili a titolo di risarcimento per il danno cagionato all'interesse pubblico. In seguito alla sentenza, i 2, un ex dirigente e un suo collaboratore, hanno dovuto risarcire l'amministrazione provinciale, tra l'altro, con 1 milione di euro. Inoltre,
Tornano ad ornare un immobile demaniale anche i marmi artistici sottratti dai 2 condannati a Palazzo Fasolo a Portogruaro e che poi si erano murati nelle pareti di una casa di campagna di loro proprietà. E cambiamo argomento, dopo l'inaugurazione del nuovo anno accademico stanno per partire i corsi dell'Università del Tempo Libero di Mestre. La novità di quest'anno è la partecipazione ad un progetto europeo e poi al posto dei docenti ci saranno degli studenti del liceo linguistico. Il 26esimo anno accademico dell'UTL, Università del Tempo Libero Città di Mestre, si è aperto con una ventata di belle prospettive. Innanzitutto la partecipazione ad un progetto europeo che prevede percorsi multimediali e in più lingue incentrati su Venezia. E poi la collaborazione col Liceo Linguistico Santa Caterina da Siena, il che significa che gli studenti vestiranno i panni di insegnanti nei confronti degli anziani iscritti all'Università del Tempo Libero. Come ha sottolineato la presidente Daniela Cornaviera durante la cerimonia di inaugurazione, si tratta di iniziative in piena sintonia con i dettami dell'Unione Europea, che ha proclamato il 2012 anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà fra generazioni. Anche quest'anno i corsi sono tantissimi e spaziano dall'informatica al disegno, dal bridge al montaggio video. E poi ci sono i cicli di conferenze aperti anche alla cittadinanza, al centro civico del Parco Bissuola e al Manin della Gazzera. I temi di quest'anno sono l'unità d'Italia e la Venezia coacervo di tante culture. Un piccolo assaggio del clima e dei contenuti che verranno proposti si è avuto durante l'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico 2012-2013 all'Auditorium della provincia in via Forte Marghera. Non era ancor di là annesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco, che da neun sentiero era segnato. Un giovane ricercatore di Ca' Foscari, Luca Lombardo, ha declamato il 13° canto dell'Inferno, mentre il coro Primula Vernalis e il gruppo strumentale Florenzio Maschera hanno eseguito musiche del XIII secolo, brani che verosimilmente Dante può aver ascoltato. Le iscrizioni a questa meritoria associazione per l'educazione permanente sono aperte presso la sede di via Poerio 19 a Mestre. Non è mai troppo tardi per decidere di imparare qualcosa. E ora una manciata di secondi di pubblicità. Sabato 13 e domenica 14, Linea 80 Camper e Caravan ti aspetta per un'incredibile porte aperte. Linea 80, la tua concessionaria Burstner e Roller Team, propone i nuovi arrivi 2013, noleggio camper nuovi e una vasta gamma di usati garantiti anche ex noleggio. Linea 80 è anche market accessori, assistenza e parcheggio. Linea 80 realizza la tua voglia di libertà in via Orlando, Campalto, Venezia. Ricorda, 13 e 14 ottobre, irripetibile porte aperte. Per info linea80.net. E ora dalla provincia di Venezia fa sempre più gola la coltivazione di cannabis, nonostante il rischio che scatti l'arresto. I carabinieri di Milano hanno portato in carcere un 51enne di Santa Maria di Sala, scoperto a coltivare in un capanno annesso alla sua villetta isolata la sostanza stupefacente. All'interno della casa l'uomo aveva creato un vero e proprio vivaio di dimensioni medie e fattura artigianale con lampade, fertilizzanti e bilancini di precisione. E ora ancora continuiamo con le notizie dalla provincia di Venezia, dove si è verificato un furto particolarmente odioso. Sentiamo di cosa si tratta.
Rubate le anatre del Parco Belvedere a Mirano. In una notte ne sono sparite un centinaio e con loro anche una ventina di tortore e colombelle e decine di carpe. Una razzia in piena regola che ha lasciato sgomenti soprattutto i bambini che ogni giorno portavano il pane alle papere. Sospettati alcuni stranieri sorpresi domenica scorsa a pescare nel Muson nonostante i divieti addirittura con le reti. Il comune di Noale rinuncia all'abbattimento delle nutrie in zona Spalti, dopo varie lettere di protesta e l'annuncio che il gruppo 100% Animalisti avrebbe fatto da scudo umano per salvare i roditori. La giunta ha deciso di sospendere l'intervento della polizia provinciale in attesa di trovare una soluzione alternativa. Apre a Marconni il telefono donna. Il servizio, attivato dalla Camera del Lavoro di Venezia, sarà gestito da persone locali che conoscono bene la realtà della zona, un comune giovane con tante coppie da poco trasferite. Il servizio andrà ad integrare lo sportello da anni funzionante a Mestre e in altri punti della provincia. Numero verde è 800 200 288. E ci spostiamo ora nella Marca trevigiana per parlare di scommesse tutt'altro che appassionanti. Ad appena 3 mesi dall'apertura chiude la sala scommesse di Zero Branco lungo la Noalese. All'origine della decisione la scarsa frequentazione da parte della clientela. All'origine della decisione la scarsa frequentazione da parte della clientela. Dispiace per l'investimento, ma chi ha aperto l'attività, spiega il sindaco Mirko Feston, era stato avvisato che il paese non avrebbe risposto positivamente. La crisi fa restare Montebelluna al buio, non solo nei quartieri periferici e nelle frazioni, ma adesso anche nel cuore della città. I lampioni verranno spenti durante la notte. In centro all'1, in tutte le altre zone alle 23:30. La sola deroga concessa dal sindaco Marzio Favero riguarda gli incroci pericolosi, gli unici ad essere sempre illuminati. Disabili e lavoro. La provincia di Treviso ha stanziato 240.000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori diversamente abili. Il fondo stanziato consente di finanziare il 30% del costo del lavoro sostenuto dalle aziende. Gli incentivi sono stati distribuiti complessivamente a 49 ditte del territorio. Anche oggi in primo piano la vicenda del bambino prelevato a scuola dalla polizia, dagli assistenti sociali, da uno psichiatra e da suo padre. La questura di Padova ha reagito alle accuse di non aver gestito con professionalità la vicenda, denunciando il nonno e la zia del bambino, più una terza persona che sembra sia il genitore di uno dei bambini che frequenta la scuola elementare di Cittadella, che ha aiutato i due parenti ad ostacolare il prelievo del bambino. Resistenza a pubblico ufficiale ed oltraggio sono le accuse. Intanto quella di oggi è stata la giornata del processo alla polizia con politici e operatori sociali che hanno accusato e difeso i poliziotti intervenuti. Sulla vicenda molti politici hanno detto la loro e hanno anche un po' sfruttato il caso mediatico. L'onorevole Alessandra Mussolini, presidente della Commissione Infanzia alla Camera, è riuscita ad entrare in contatto con il bimbo e ha chiesto in questura espressamente la possibilità di entrare nella comunità protetta dove il bambino in questo momento è da solo e incontra il padre. Ma l'operatrice dell'associazione e gli stessi bimbi della comunità hanno chiesto di essere lasciati in pace e hanno detto che hanno bisogno che in questo momento i riflettori si spengano. E continuiamo con le notizie del Padovano, dove tra le priorità dei comuni dovrebbero esserci i servizi agli anziani. Invece non è sempre così. Telesoccorso poco utilizzato nel Padovano, risulta dai questionari diffusi dall'Associazione Nazionale Pensionati della CIA. Tra i motivi la scarsa informazione da parte delle amministrazioni comunali, alle quali si chiede dunque maggior impegno per far conoscere il telesoccorso fra gli anziani soli e in difficoltà.
Ad Anguillara Veneta è in corso il recupero di un aereo, un bombardiere alleato precipitato nell'aprile del 1945 con 2 passeggeri a bordo. Le operazioni sono state rallentate dal ritrovamento di una bomba inesplosa che sarà disinnescata dagli artificieri. Sperando che tutto vada liscio, ha annunciato il sindaco Luigi Polo, l'intervento si concluderà sabato. Piove di Sacco ha rifinanziato i contributi per gli impianti a gas sulle automobili. Si tratta di 300 euro e per ottenerle è necessario che l'auto sia stata omologata originariamente a benzina. Disponibili anche i contributi fino ad un massimo di 250 euro per lo smaltimento di amianto proveniente da abitazioni. C'è tempo fino al 15 dicembre. E ora la rubrica del venerdì, lo Zoom del Gazzettino, in cui discuto, analizzo i fatti della settimana assieme con, oggi è venuto Marco Bampa, vice caposervizio del Gazzettino. Sono andata negli studi di Radio Venezia, sentiamo. Siamo negli studi di Radio Venezia e con me Marco Bampa, vice caposervizio del Gazzettino, per la nostra consueta rubrica, lo Zoom del Gazzettino del venerdì. Allora, le notizie più importanti della settimana del veneziano. Beh, insomma, direi che il Gazzettino ha dedicato molto spazio a un problema che è molto sentito, quello dei tagli dei bus scolastici, no? E tanto che c'è una rivolta, no, in corso. Sì, è un'inchiesta che abbiamo così messo in campo, un po' stimolati dalle numerosissime lettere che continuavano ad affluire in redazione e che ci segnalavano continuamente i problemi sulle linee, appunto, soprattutto scolastiche, problemi legati al sovraffollamento di queste linee, no? Che con appunto i tagli che sono stati operati a causa dell'eruzione dei contributi della Regione per il trasporto pubblico locale hanno portato a questa situazione, che è una situazione assolutamente esplosiva. Abbiamo raccontato proprio il viaggio che fanno gli studenti mandando un nostro cronista sulla linea che passa per il Milanese, quindi parte da Mestre, arriva a Noale, Mirano, Scorzè, Salzano, e effettivamente ha toccato con mano quello che tanti studenti, ma devo dire anche tanti pendolari, quello che prendono gli autobus la mattina, devono provare, cioè fare la corsa per accaparrarsi un posto. Se sono fortunati riescono ad entrare nell'auto, se no devono rimanere a terra. Ci sono fermate che addirittura vengono saltate dagli autisti perché hanno l'autobus nel mezzo assolutamente pieno, non riescono nemmeno a fermarsi perché nessuno scende a quella fermata e nessuno naturalmente può salire. Una situazione che riguarda anche gli anziani, l'abbiamo documentata a Favaro col taglio di alcune, o la rimodulazione di alcune linee, costringe diverse persone che magari devono andare all'ospedale a prendere 2 mezzi, a fare percorsi a piedi, quindi persone che magari sono in difficoltà nel camminare perché hanno una certa età, giustamente si lamentano. Va detto che certi autobus avevano anche soltanto 5 utenti a corsa, no? Ma lì dipende molto anche dall'organizzazione della CTV, cioè ci sono molti dipendenti che si distribuiscono i premi, però poi quando si tratta di far funzionare l'azienda c'è sempre qualcosa che non va. No, chiaro che bisogna fare i conti con, insomma, le risorse che si hanno, e su questo siamo tutti d'accordo. Le risorse sono meno, quindi bisogna razionalizzare le corse, però ecco, bisogna farlo forse in maniera un po' più oculata, più intelligente, magari andando a dialogare con le stesse persone. Abbiamo raccontato quello che ci hanno detto i presidi, appunto, degli istituti superiori del Milanese, i quali ci hanno detto che quest'anno non hanno avuto alcun incontro con la CTV, e questo avrebbe portato magari a evitare certi disservizi che in realtà continuano a manifestarsi sulle linee, insomma. Senti, legato in qualche modo a questo problema c'è il problema del blocco del tram, che quindi ha influito, ha creato disagio alla mobilità anche a Mestre, no? Sì, perché ormai la gente deve essere abituata al tram, insomma, quasi 2 anni che è in esercizio. Insomma. Sì, anzi, l'assessore Bergamo ha detto, quando l'abbiamo intervistato nei giorni scorsi, ha detto che bello, abbiamo scoperto grazie a questo guasto che il tram invece piace. Sì, contrariamente all'inizio, quando è stato pesantemente criticato per i disagi che francamente sono stati molto forti, molto sentiti per i cantieri, una volta andati in esercizio la gente, i mestrini, ha cominciato ad usarlo, ad abituarsi a questo mezzo che effettivamente è comodo, è utile e giustamente va implementato con le linee per Marghera e poi per Venezia che si stanno completando. Lì è un problema che adesso vediamo se va una soluzione. C'è un giallo perché allora l'usura è detto che questo cavo sia usurato, resta a scoprire la causa. È un evento imprevisto, imprevedibile, ci dicono la relazione dell'ATI, cioè di chi l'ha costruito, però giustamente il Ministero vuole anche vederci chiaro, insomma, perché quando c'è di mezzo la sicurezza degli utenti, dei passeggeri, insomma,
insomma, non si può certamente scherzare. Senti, altro argomento, ieri grandi ovazioni per Renzi, che è venuto qui a Mestre ed è piaciuto. Sì, è piaciuto molto, ha portato così forse una ventata di freschezza, di novità, insomma ha ribadito quello che vuole fare lui, insomma, no? Il compito di rottamatore che si è così assunto nei confronti della vecchia classe politica. Però viaggia in jet, Sì, credo, però a sue spese, ha detto lui, quindi quantomeno, insomma. Almeno questo, insomma, non vai a influire sulle tasche pubbliche come hanno fatto magari i vari Fiorito, giusto per non fare nomi, insomma, eccetera. No, è una proposta, insomma, che vedo sta riscuotendo molto interesse, soprattutto dalle fasce più giovani, insomma, dall'elettorato giovane, ma anche dall'elettorato indeciso, che è una fetta abbastanza consistente, insomma, che avrà credo un peso decisivo poi, insomma, sull'esito delle primarie, insomma. Senti, ultimo argomento, fulmine a ciel sereno, l'Arsenale, il comune già pensava di averlo in tasca e invece scopre che lo Stato si riprende 1/3 di questa grande struttura. Sì, più o meno 1/3, insomma, è stato un po', come dici tu, un fulmine a ciel sereno, perché nella prima versione del decreto era stata decisa, insomma, la restituzione praticamente completa dopo centinaia d'anni dell'Arsenale a Venezia. Sembra ci sia una motivazione giuridica alle spalle, cioè il fatto che lo Stato abbia messo in cantiere diversi fondi per restaurare quella parte di Arsenale, non possa essere mantenuto quell'investimento se non ha la proprietà giuridica di quella parte dell'Arsenale, quindi tornando al comune non sarebbe più dello Stato e quindi ci sarebbe un conflitto proprio legale, sembra sia legato a questo, insomma. E questa parte dell'Arsenale servirà al Consorzio Venezia Nuova per la manutenzione del Mose, quindi c'è una logica. C'è una logica anche in questo, anche se anche Orsolini ha sottolineato come il Consorzio Venezia Nuova non vedesse di buon occhio il fatto che passasse di competenza al comune, e quindi questo fa pensare che ci siano stati dei movimenti tali per cui improvvisamente il governo ha cambiato idea, insomma, oltre a quell'aspetto legale, insomma, di cui abbiamo parlato prima, insomma, ecco. E comunque, insomma, il comune è molto arrabbiato, ecco, diciamolo. Va bene, direi, senti, mi pare che abbiamo un po' così analizzato tutte le notizie più importanti della settimana. Non abbiamo parlato del bambino di Cittadella perché riguarda il padovano, ma magari ne parleremo nel corso del TG. Grazie a tutti per averci seguito, ci rivediamo venerdì prossimo. Grazie a voi, alla prossima. E ora alcuni appuntamenti. In questo fine settimana vi segnaliamo anche una festa aperta a tutti i ragazzi dai 5 ai 14 anni a Forte Bazzera per aiutare Noemi Scarso di Padova, una bimba di 4 anni che ha bisogno per vivere di un respiratore che costa 50.000 euro. La festa inizierà alle 9:30 e durerà l'intera giornata. Ai primi 100 bimbi sarà regalata la canna da pesca. Per aiutare Noemi basterà partecipare alla pesca di beneficenza. E un altro appuntamento lo riserva il Centro Culturale Colbe di Mestre, che invita la cittadinanza al Colbe Day, sabato 13 ottobre, presso la sede di Via Leardi. Sarà una mattinata con tanti momenti di spettacolo, musica e teatro. Inoltre verranno presentate le attività della prossima stagione, che si preannuncia davvero molto intensa. Tra i nomi degli ospiti figurano infatti personalità di primissimo piano, dal giornalista Riccardo Iacona al regista Daniele Vicari, premiato al recente Festival di Berlino. E ora il meteo, che purtroppo non ci porta buone notizie. Prepariamoci a giorni grigi e piovosi, soprattutto per colpa di Cleopatra. La perturbazione che arriverà lunedì e durerà 48 ore. Da lunedì avremo anche acqua alta a Venezia. Per ora si parla di codice giallo, ma la tendenza è al peggioramento. Sentiamo le previsioni nel dettaglio, insomma l'autunno è ormai arrivato. Tempo variabile con molte nubi e qualche schiarita. Il peggio arriva lunedì con scirocco e forti piogge. Sabato 13 ottobre, cielo nuvoloso con piogge intermittenti di debole intensità, massime in lieve diminuzione, minime stazionarie, vento sostenuto sulla costa, mare da poco mosso a mosso. Domenica 14 ottobre, variabile con nuvolosità innocua, minime in leggero calo, massime senza variazioni, mare poco mosso.
Lunedì 15 ottobre, cielo molto nuvoloso o coperto e diffusi rovesci dal pomeriggio, con quantitativi consistenti, forte vento di scirocco sulla costa, valori in rialzo compresi fra i 15 e i 19 gradi. Martedì 16 ottobre, ancora cielo coperto con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco, minime in salita, massime stabili. La marea di sabato 13 ottobre è sostenuta, la massima alle 10:05 90 cm, la minima alle 16:30 0 cm. Bene, con questo era proprio tutto. Grazie per averci seguiti, grazie soprattutto per averci scelti. Buon proseguimento e buon fine settimana.